Sappiamo bene che la figura professionale dell'architetto è di fondamentale importanza nei processi di trasformazione del territorio, così come sappiamo bene che molto spesso la formazione universitaria non riesce a consegnare al mondo del lavoro architetti già pronti per affrontare le tematiche quotidiane della professione, come presentare un progetto, accedere a un particolare incentivo come ad esempio il super bonus, redigere un collaudo o una particolare consulenza e così via di seguito. Per questo motivo, unitamente alla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, abbiamo voluto organizzare questo interessante corso di aggiornamento professionale che un po' tratta per grandi linee i temi più importanti della nostra professione, con l'obiettivo di offrire soprattutto ai giovani architetti gli elementi fondamentali per poter superare le inevitabili criticità che vengono fuori nella fase di avvio della professione. Il corso si articolerà in 30 ore, si terrà presso la sede dell'Ordine e avrà inizio venerdì prossimo 10 dicembre alle ore 15:30 con la prima lezione sui titoli edilizi e sulla presentazione dei progetti agli sportelli unici per l'edilizia. Nell'occasione relazioneranno l'architetto Gaetano Greco, responsabile della sezione edilizia privata dell'Ufficio Tecnico Comunale di Agrigento, e l'architetto Raimondo Zambuto, consigliere dell'Ordine, delegato proprio in materia di edilizia. Colgo l'occasione per ricordare che i partecipanti che avranno seguito almeno l'80% delle lezioni conseguiranno ben 20 crediti formativi professionali. Sulla scia di una tradizione ormai consolidata da tanti anni, la Fondazione Architetti del Mediterraneo Agrigento e l'Ordine degli Architetti di Agrigento stanno promuovendo un corso destinato ai giovani architetti con un'iscrizione non superiore a 5 anni, al fine di approfondire alcune tematiche strettamente connesse all'esercizio della professione. Temi legati ai beni culturali, al super bonus, alle normative sismiche, ai rapporti con gli enti, alla previdenza, a tutta una serie di problematiche che generalmente durante gli studi universitari, i corsi universitari, vengono affrontate solo marginalmente o non totalmente affrontate, per cui è un sostegno che l'Ordine degli Architetti e la Fondazione hanno cercato di garantire ai giovani architetti, anche se a seconda delle tematiche affrontate di volta in volta, perché il corso è articolato in 10 lezioni, ogni lezione ospiterà i contributi di 2 colleghi, di 2 specialisti che affronteranno temi diversi. Dicevo, a seconda delle tematiche è possibile che anche architetti con anni di iscrizione maggiore a 5 possano partecipare inviando una mail all'Ordine degli Architetti di Agrigento.